Allarme legionella al quartiere Laghetto? Una signora di 75 anni, infettata dal batterio della malattia del legionario e deceduta la scorsa settimana, soffrendo peraltro di diverse patologie, ha risieduto nello stesso immobile Ater del quartiere dove ad ottobre un altro uomo era stato infettato. I casi potrebbero anche essere di più. Immediati sono scattati i controlli dell'Usberica. Sono intanto decessi in via di accertamento, anche perché ricordo si tratta di persone con varie patologie, per cui stiamo un po' verificando prima di emanare un bollettino ufficiale. Nessun allarme ufficiale dunque, ma la paura si è diffusa immediatamente in un quartiere molto popolato da persone anziane. Non c'è un cluster, ma si tratta di casi sporadici. Mi rivolgo alla popolazione del quartiere di Laghetto. Per quanto riguarda l'acqua della condotta comunale non ci sono problemi, perché come ho detto ha una temperatura e ha un trattamento tale che impediscono assolutamente la proliferazione di un germe come la legionella. Altro elemento per essere tranquilli è che la legionella non si prende bevendo l'acqua o stando a contatto vicino a una persona ammalata, ma solo inalando particelle che vengono eventualmente da impianti da controllare. E proprio i controlli sono quelli che sono ancora in corso sia attraverso i sanitari del SISP sia con i tecnici dell'Ater. L'ulteriore elemento è che con l'amministrazione comunale stiamo operando tutti i controlli possibili. Avremo già i primi risultati i prossimi giorni e sarà nostra premura eventualmente informarvi e contattarvi se ci saranno problemi.